Ciao e bentornati sul mio canale. In questo quarto tutorial faremo un ripasso di quelli che sono gli esercizi assegnati precedentemente e in più ne aggiungeremo qualcun altro, sempre cose piuttosto semplici. Quindi preparate lo strumento e siete pronti? Iniziamo. Rieccoci qui. Allora, partiamo con il primo esercizio, che sarà quello di eseguire la scala. Partiamo sempre dalla posizione di Do, ok? Arriviamo al Do acuto, quindi questo con il solo pollice, e riscendiamo. Qui le dita andranno via in successione e verranno rimesse in successione. Quindi, ok? L'altro, partendo sempre da Do, faremo dei salti, quindi togliendo le dita a 2 e 2 e rimettendole a 2 e 2, sempre partendo dalla posizione di Do, arrivare al Do col solo pollice e riscendere. Quindi l'esercizio sarà questo. Ok? L'altro esercizio, sempre facendo dei salti, partiamo stavolta dal Re, quindi sarà. Ok? Allora, fateli lentamente o perlomeno cercate di avere un andamento medio-basso e mirate sempre alla pulizia e a che esca fuori un suono rotondo e pulito. Dopo averli fatti singolarmente, provate a mettere tutto insieme e cominciare a prolungare l'esercitazione per più tempo possibile. Quindi, ok, queste sono le esercitazioni che potete fare tranquillamente e cercate di farle in maniera equa, 3, 3, 3, magari 2, 2, 2, poi 1, 1 e 1. Questo vi abituerà ad avere anche a seguire uno schema e poi fateli anche libere, per carità, 3, 2, 1, 4, 1, 3, 2, 7, non c'è una regola. Il tutto è per far sì che possiate cominciare a soffiare continuamente e dare sfogo alle dita di potersi muovere liberamente sul friscaletto. Una piccola raccomandazione. Sul friscaletto, in base a dove si agisce, la soffiata non è proprio uguale.
Ora non vi voglio mettere pensieri né tantomeno voglio complicarvi la vita, è una cosa piuttosto semplice e anche logica. Praticamente cosa succede? Che se io ho la posizione di Do, ma il brano, l'esercizio mi porta repentinamente ad andare ed eseguire il Do all'ottava alta, quindi col solo pollice, quindi questo. Allora, la soffiata nei due punti non sarà uguale. Mentre nella parte bassa richiederà una quantità minore di fiato, nella parte alta, il solo pollice, richiederà una quantità maggiore. Ed è anche logico, come vi dicevo, perché? Perché se noi teniamo chiusi di 9 fori, ne teniamo chiusi già 7, ovviamente il friscaletto avrà una dispersione minore di fiato. Quindi servirà o perlomeno basterà una quantità minore di fiato. Mentre nella parte alta, qualora dovessimo andare a suonare ad esempio il Do, ma così come tutte le note acute, la dispersione ovviamente sarà maggiore perché in questo caso lascio ovviamente la posizione per farvi vedere, chiudendo un solo foro ce ne saranno altri 8 liberi, quindi la dispersione di fiato sarà maggiore. È come se avessimo una bottiglia, ovviamente, se noi soffiassimo dentro la bottiglia perfettamente chiusa e integra, l'aria non esce. Se facciamo un piccolo forellino con un ago, ci sarà una fuoriuscita veramente minima, irrisoria. Ma se dovessimo riempire la bottiglia di fori, automaticamente soffiandoci dentro l'aria andrà via molto ma molto più velocemente. Quindi cosa bisogna fare? Quando si arriva nella parte alta del friscaletto, bisogna comunque aumentare con un po' di fiato. Vi faccio vedere la differenza. Se io mantenessi lo stesso fiato sia nel do basso che nel do acuto, sarebbe questo l'effetto. Vedete che la nota bassa esce perfettamente rotonda e pulita, mentre sopra la quantità di fiato è veramente scarsa. Quindi bisogna spingere e mettere dentro un po' d'aria in più. Questo ovviamente è una cosa che vi abituerete man mano, ma è importante che voi memorizziate il suono di ogni nota del friscaletto, perché se il suono è sgradevole o comunque non è, come dico sempre, rotondo, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Quindi abituatevi a gestire e ad essere maestri di voi stessi, quindi di non lasciare correre determinate situazioni, perché dopo ovviamente sarà troppo tardi e quindi quello che è stato fatto precedentemente poi ricorreggerlo per carità è fattibile, ma si può fare tranquillamente, ma comporterebbe un tornare indietro e spesse volte togliere i difetti è più difficile di apprendere le cose giuste e corrette. Quindi vi sconsiglio vivamente di lasciare perdere quello che apparentemente potrebbe essere non notato o in questo caso ascoltato. Quindi fate attenzione a questa cosa. Voi lavorate sulla scala e lavorate sui salti e quando arrivate nella parte alta cercate di spingere con un po' d'aria in più. Vi ricordo sempre di staccare ogni singola nota. Ok, l'esercizio che adesso introdurremo è un ripetersi di quello che abbiamo appena fatto, ma con la differenza che ogni singola nota va ripetuta, più che altro ribattuta. Quindi vi faccio ascoltare.
Ok? Questo sarà un modo per far sì che la lingua cominci a lavorare, perché capiterà, come dicevo, che in parecchie, quasi in tutte esecuzioni, capiterà sempre di ribattere qualche nota. Questo esercizio vi consiglio di farlo con l'ausilio del metronomo, perché il metronomo vi aiuterà a rigare dritti, che è cosa fondamentale. Diciamo che il metronomo è una perfetta cura a quelle che sono le esercitazioni, alla pulizia, all'essere costanti, perché spesse volte, siccome abbiamo qualche punto debole, a livello ovviamente di diteggiatura e quant'altro, rallentiamo e aumentiamo a nostro piacere. In realtà no, il metronomo costringe a rigare dritti e a farti capire laddove hai un punto debole di stoppare il tempo e di andare a vedere lentamente il punto da sistemare. Questo cosa significa? Che l'esercizio va fatto, va eseguito perfettamente con la stessa velocità. Perché se dovesse esserci qualche punto debole e rallentiamo e poi laddove siamo più sicuri andiamo più veloci, capite che ci saranno ovviamente differenze di tempo di metronomo appunto. Quindi il metronomo in questo caso vi aiuterà parecchio a far sì che l'esercizio venga eseguito in maniera perfetta. Ok, adesso vi mostrerò una slide dove trovare su internet dei metronomi online, ce ne sono una marea. Ve ne mostrerò uno che è piuttosto semplice. Velocità sarà 100 e quindi ogni colpo di metronomo, per intenderci, voi eseguirete una nota. Quindi vi faccio un esempio. Ok, e così via. Questo vi aiuterà, come vi dicevo, a mantenere sempre la stessa velocità e a farvi capire se ci sono punti deboli. Potrebbe essere una scocciatura, ma il metronomo è quello che appunto vi evidenzierà tutte le piccolezze causate appunto dalla velocità e dalle incertezze. Anche perché quando poi si suonerà con altri strumenti, dico, non esiste la perfezione del metronomo, ma comunque il tempo sempre esisterà, ci sarà un tempo che sarà la linea per tutti da seguire. Poi in alcuni casi si può anche suonare dietro delle macchine, dietro delle registrazioni, così come successivamente farete per eseguire il vostro brano, perché vi fornirò una base musicale dove potrete suonare sopra e lì automaticamente dovete seguire il tempo dettato dalla macchina, che non prevede rallentamenti, quindi è un po' un'anticipazione di quello che andrete a fare, o perlomeno che comincerete ad abituarvi a rigare dritti, non c'è termine più giusto. Quindi questo è quanto. Anche per oggi abbiamo concluso. Studiate se potete, divertitevi con lo strumento, prendetela come una valvola di sfogo, comunque come un passatempo. Per qualsiasi dubbio potete sempre scrivermi, contattarmi sul canale e sarò ben felice di rispondere alle vostre problematiche. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, lasciate dei like. Arrivederci al prossimo tutorial. Ciao!